Amici del canale RCM, buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con l'arte e con la musica. E questa mattina chi è venuto a trovarmi a casa? Giuseppe Angioi, ciao! Ciao Maurizio, Ma ciao. che bello, noi due quando ci vediamo sorridiamo subito perché Sì, abbiamo un feeling che dura da 35-38 sì, anni è incredibile. ed è incredibile rincontrarsi. Non trovavamo mai l'incastro perché ormai è una via vai di Esatto. artisti qua a casa, ma finalmente oggi sei potuto venire a trovarmi. Questa è una Sì, cosa molto importante perché la tua presenza mi incoraggia tanto. Giuseppe, grazie allora, Maurizio. cosa mi racconti di quest'ultimo periodo? Cosa stai facendo artisticamente dell'ultimo periodo? Perché tanto ti conoscono tutti nel canale. Sì, intanto in questo periodo artisticamente sto programmando la stagione estiva che partirà dopo Pasqua, la stagione estiva degli spettacoli per i bambini. E poi ci saranno anche diverse sorprese per gli adulti, in quanto, come sempre, porterò i cartoni animati in piazza e anche in altri contesti. Quindi queste feste a tema, dove ci sarà naturalmente l'ospite nazionale che tu conosci benissimo, che è in primis Elisabetta Viviani. Infatti, voi siete il trio Viviani. Il trio Viviani ci chiamiamo da 2 anni circa, e questo è perché noi collaboriamo tantissimo con Elisabetta. Abbiamo deciso di fare tante date durante l'anno, e quindi ci chiamiamo il trio Viviani proprio perché diamo corpo alla loro voce durante i suoi concerti. Benissimo, Giuseppe. Ecco, so che anche c'è una gara di solidarietà nei confronti dell'RCM, perché tu sei uno di quelli che l'ha vissuto in tanti anni fa, come in primis, ma anche chi l'ha conosciuta da poco e anche chi non l'ha mai conosciuta sta avendo una solidarietà incredibile nei nostri confronti, nei confronti di tutti gli artisti, perché la RCM era un po' la casa degli artisti. Ecco, io dico era perché ancora la dobbiamo ricostruire da capo, dobbiamo rincominciare. Ecco, so che anche tu ti stai prodigando per questo. Ecco, c'è qualche data importante in programma, cioè devi fare qualcosa per l'RCM, io lo so, ma se lo vuoi raccontare tu è meglio. Sì, allora intanto quando apriremo la stagione estiva faremo delle serate in piazza proprio per la RCM e tu devi essere presente perché mi fa molto piacere che ci sia anche tu che vivi naturalmente il tuo evento per raccolta fondi. E poi sono anche, intanto sono emozionato perché questa è la tua terza rinascita. La terza La volta che si terza riparte. rinascita. Io ho conosciuto la RCM nel 1990, che era uno studio all'avanguardia. Non avevo mai visto uno studio così bello. Io nel 90 avevo 16 anni, È vero. capito? Quindi è bellissimo ritrovarsi dopo tanti anni in un contesto del genere di rinascita per la terza volta, perché purtroppo sappiamo tutto quello Certo, che è capitato in certo. questi giorni. Tra l'altro, io ho due appuntamenti importanti in due eventi che hanno organizzato tuoi artisti che vengono per Fa la parte. RCM. Sarò come artista in questi due contesti. Il primo è il 30 marzo al Teatro di Sestu, non ricordo purtroppo, scusatemi, non No, mi non c'è ricordo il problema, lo nome. mettiamo in sovraimpressione sotto in descrizione. Ok, ci saranno dei miei amici che verranno a vedere lo spettacolo, sempre ovviamente Che bello. per far rinascere la RCM, dare un contributo, e anche al Teatro Sieboi il 5 per Jenny, il 5 di aprile. So che ci sono tanti gruppi che devono suonare anche in quel teatro. Sì, ci sono tantissimi gruppi e io devo fare la sigla di apertura e la sigla di chiusura con un medley dedicato ai cartoni Ma animati, che bello, insieme a Roberta Monteverde e Giovanni Ardito. ma che bello, quindi c'è anche Jack, Certo. che salutiamo. Quindi io sono veramente contento e so che quella serata la presenterà Christian Zetta. Cristian Zetta, sì, il nostro, quindi Un'altra bella sorpresa, io sono tutti in veramente... famiglia, Tutti in è una famiglia. serata tutti in Sì, famiglia. veramente, una serata tutti in famiglia. Ma che bello, Giuseppe. Ecco, allora io direi che ci possiamo anche lasciare così questa Sì, mattina. Se hai qualche altra notizia da dare, la puoi dare. sì, che anche al teatro Sì e Boy verranno degli amici Ah, a seguire il contesto festoso in rinascita dell'RCM, quindi daranno anche loro un contributo per la rinascita dell'RCM. grazie Giuseppe, Grazie a te. la tua presenza nel mio canale lo sai che è fondamentale, non è che sia gradita, è fondamentale, Grazie quindi Maurizio. sei uno dei fondamenti dell'RCM, quindi
anagrammando la parola è proprio così. E quindi ti do un abbraccio fortissimo Grazie. e ci vediamo presto. Ciao Grazie a Maurizio, tutti. ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.